Che cos'è Archival? Allora, Archival è il festival dell'architettura fatto dagli studenti per altri studenti. Cosa significa condivisione dei saperi architettonici? Quel tipo di condivisione che esula dalla semplice didattica frontale studente-docente, ma riguarda delle competenze che sono diverse da quelle che vengono insegnate quotidianamente sui banchi di scuola. Perché degli studenti universitari sentono l'esigenza di far nascere Archival? Mancano effettivamente dei luoghi di aggregazione che possono essere sia fisici che ideali. Quindi appunto c'è proprio una necessità che c'è negli studenti, soprattutto perché nessuno è in grado di insegnare con l'attuale impostazione universitaria e gli attuali ordinamenti scolastici determinate competenze a quelli che saranno i professionisti del domani. Il problema è che viene fatto orientamento, progetti vari su quello che sarà dopo il mondo del lavoro, sull'approccio al mondo del lavoro e quant'altro. La realtà dei fatti è che chi dovrebbe offrire questi strumenti per entrare nel mondo del lavoro in realtà non lo fa. Quello che viene richiesto dal mondo del lavoro è completamente diverso da quello che poi viene offerto dalle strutture adibite, ad agevolare questo passaggio. Sono un funzionario della CGIL, della Fincantieri CGIL, ho iniziato a fare le squadre per aiutare la popolazione in difficoltà. Allora, questa scuola è stata alluvionata appunto il 5 novembre quando alle 6 della mattina circa è uscito il carione dopo che si è rotto un argine nelle strade adiacenti. C'è stato un grande dispiegamento di forze, però oramai il dado era tratto, il problema è che forse andava fatto qualcosa appunto perché questo argine non si rompesse. Abbiamo da subito, come dicevo prima, fatto delle squadre di lavoratori integrati, disoccupati, che potevano, al di là dell'orario di lavoro, continuare a dare il proprio contributo a una popolazione che è stata messa in ginocchio, perché la maggior parte delle alluvioni è data dal fatto che l'uomo ha costruito in maniera errata. I piani regolatori delle città sono piani regolatori che aumentano la cementificazione, ma che non vanno invece al recupero di quello che c'è e non si fanno bonifiche neanche nei letti dei fiumi. Pensate che il muro che è crollato era stato finito da 3 anni, cioè era un muro nuovo. Buonasera, io mi chiamo Federica e sono la bidella del liceo linguistico. C'è questa grande voglia di riaprire la scuola nel più breve tempo possibile. Sono arrivati i nostri ragazzi, gli studenti del linguistico, i genitori, i professori. Qui ci siamo organizzati oggi per venire da Pisa, Grosseto, Firenze, per aiutare i ragazzi del liceo linguistico di Marina di Carrara. Ora, dopo oggi, ci stiamo organizzando per continuare questo lavoro anche nella prossima settimana, tra lunedì fino a venerdì. Mi chiamo Gianina e abito a Carrara. Oggi, su invito della rete degli studenti, sono venuta a dare una mano al liceo linguistico. Le scuole, quella che ha voluto utilizzare è stato appunto il linguistico, che non ha più una sede e quindi si alterna mattina e pomeriggio con il liceo psicopedagogico. Io che abito sui paesi non ho subito niente dell'alluvione, però vedendo i disagi degli altri, andandoli a aiutare, riesco a capire le situazioni di tutti. La responsabilità è di tutti. Tutti abbiamo colpa di aver costruito dove non si doveva costruire, di dire questo non tocca a me, non è una mia responsabilità, è di qualcun altro, per cui siamo un po' tutti complici di questa disgrazia che ci è capitata. Io non sono pessimista, in genere vedo sempre molto positivo, però mi sono accorta in circostanze così che veramente le persone devono ricredersi che non è tutto brutto il mondo, assolutamente. E i giovani hanno proprio tanta voglia di migliorare ciò che è stato nel passato di negativo. È una forza che dà anche a noi
che ormai siamo pronti alla pensione, speriamo, ci dà proprio una bella speranza. Costruiamo il futuro!